Buongiorno amici, eccoci qua per una nuova lezione di yoga e iniziamo muovendo subito l'energia. Chiudiamo i pugni, portiamo le mani al torace, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sono positivo, energico, entusiasta. Ripetetelo ancora a alta voce, sono positivo, energico, entusiasta. Ancora una volta, sono positivo, energico, entusiasta. Bene, rilassiamo, sentiamo che l'energia comincia a muoversi. Prendiamo dei bei respiri profondi, ricordiamo sempre di far scendere il respiro giù bene fino in fondo. E poi una lunga, lenta, profonda inspirazione, portando le braccia verso l'alto. Dentro il respiro, dentro e giù fino in fondo deve scendere il respiro. E espirando facciamo scendere lentamente le braccia e immaginiamo di disegnare un arcobaleno tutti intorno a noi, uno spazio di tranquillità, di silenzio, uno spazio di luce. Poi ancora sulle braccia e immaginiamo di ispirare tutti i colori dell'arcobaleno. Portare tutti i colori dell'arcobaleno dentro di noi. E poi ancora le braccia scendono, vediamolo, creiamolo con la fantasia, con il pensiero, creiamolo questo arcobaleno tutto intorno a noi. L'arcobaleno è la quiete, la pace, dopo il disordine, la confusione della tempesta. E cerchiamo di rimanere avvolti in questo spazio di quiete, di silenzio, di ascolto, di presenza, di attenzione. Adesso facciamo questo, portiamo un braccio verso l'alto, apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani, spingendo bene il braccio verso l'alto. Ancora. Poi rilassiamo, abbandoniamo completamente il braccio. Ascoltiamo un braccio, ascoltiamo l'altro braccio, cerchiamo di sentire tutta la differenza, cerchiamo di tenere le braccia completamente rilassate, sentire tutto quello che si muove all'interno di questo braccio, tutto quello che scorre, l'energia che fluisce. E questo è yoga, è ascoltare le sensazioni, capire come il nostro corpo risponde a quello che facciamo. Poi sull'altro braccio apro e chiudo con forza le dita delle mani. Ancora. E poi rilasso, abbandono anche questo braccio, mi fermo un attimo, ascolto. Poi flettiamo la testa in avanti, teniamo le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie, rilassate. Disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, lentamente, cercando di ascoltare bene come si muove la testa, sentire il peso della testa, il movimento del collo, muscoli, ossa, articolazioni. Sentiamo come agiscono tra di loro, come interagiscono. Nell'altra direzione, lentamente, con delicatezza. Immaginiamo che la nostra testa sia una piccola nuvoletta dorata e la muoviamo piano piano, cercando di tenere tutto il corpo rilassato, le spalle bene aperte. Bene, rilassiamo. Adesso immaginiamo di indossare una maglietta stretta e bagnata e dobbiamo fare un po' di fatica per toglierla. Incrociamo le braccia, immaginiamo di prendere questa maglietta e così facendo un po' di sforzo, facendo lavorare i muscoli della schiena, delle spalle, delle braccia, via, ce ne liberiamo. Ancora. E immaginiamo anche di liberarci di tutto quello che ci chiude, che ci stringe, che ci dà fastidio, che ci opprime. Via,
lo buttiamo via, ce ne liberiamo. Ancora una volta, su e fuori, fuori tutto quello che ci disturba. Bene, rilassiamo, distendiamo. Adesso incliniamo piano la testa verso una spalla, poi la riportiamo al centro, scendiamo verso l'altra spalla. Ancora, sempre tutto con leggerezza, tutto con attenzione. Incliniamo ancora la testa verso una spalla, fermiamoci un attimo così, apriamo lateralmente il braccio opposto, lateralmente, e lo facciamo scendere anche un po' verso il basso. Dobbiamo sentire che si distende bene la muscolatura su questo lato del collo. Poi riportiamo la testa al centro, la testa scende verso l'altra spalla, apriamo il braccio opposto, lo spingiamo bene verso il basso e poi ritorniamo e rilassiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle, palmi delle mani in avanti, allunghiamo un braccio, poi mentre questo braccio si piega si allunga l'altro, tutto con leggerezza, movimenti leggerissimi e lenti, come se volessimo allontanare tutti i pensieri pesanti, tutte le contrarietà, ma senza respingerle, senza rifiutarle, solo creando un po' di spazio per non essere troppo coinvolti, per guardare tutto con maggiore serenità, maggiore leggerezza. Poi ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo. Sciogliamo un po' le spalle, muoviamo una spalla per volta. Portiamo una spalla su verso l'orecchio, poi la spingiamo bene indietro, la facciamo scendere, la portiamo in avanti, su ancora, sale verso l'orecchio, l'altra spalla è completamente rilassata. Scende, cerchiamo di fare un bel movimento ampio, fluido, rotondo, nell'altra direzione. Adesso la spingiamo indietro, poi su verso l'orecchio, in alto, poi in avanti, scende, ancora una volta, su e rilassiamo. Teniamo tutte e due le spalle aperte, distese, cerchiamo ancora di cogliere tutte le differenze, tutti i contrasti tra una spalla e l'altra e gustare tutte le sensazioni. Poi l'altra spalla, su, la portiamo verso l'alto, indietro, la facciamo scendere, ancora in avanti, su, lentamente, senza tensioni. La spalla scende e poi nell'altra direzione. Adesso la portiamo indietro, su, in avanti, la abbassiamo ancora, su e in avanti e rilassiamo, distendiamo. Sempre le spalle bene aperte e lontano dalle orecchie. Adesso incrociamo le braccia, teniamo le braccia un po' lontano dal corpo, inspiro dentro il respiro, espirando porto le braccia da un lato, la testa verso l'altra spalla. Inspiro al centro e espirando cambio, senza creare tensione nelle braccia, nelle spalle, nel collo. Inspiro, torno al centro, espiro, braccia da una parte, testa dall'altra parte. Ancora, inspiro al centro,
braccia da una parte, testa dall'altra, ritorno ancora una volta e ritorno al centro, braccia da una parte, testa dall'altra e ritorno. Rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo le braccia in avanti, tese. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro. Una mano sulla spalla opposta, l'altro braccio lo lasciamo scendere. Rimaniamo un attimo così nella torsione, poi ritorno al centro, dentro il respiro, nella torsione lentamente, fuori il respiro. La mano sulla spalla opposta, l'altro braccio lo lasciamo scendere. Ancora, torno al centro, dentro il respiro, lentamente fuori il respiro. Torno ancora, dentro il respiro, fuori il respiro. Riporto le braccia al centro, le allungo bene in avanti e poi le abbandono. Rilassiamo. Adesso portiamo le mani sul nostro viso, massaggiamo il nostro viso. Ci sono più di 40 piccoli muscoletti nel nostro viso. Massaggiamoli tutti con attenzione e immaginiamo con questi massaggi lievi, con queste carezze, di portare via tutte le rughe, tutte le espressioni corrucciate, tese, pensierose, portarle via tutte dal nostro viso. Sentiamolo il contatto delle mani. Ancora, massaggiamoci con cura, con attenzione. Poi con i medi massaggiamo ai lati delle narici. E rilassiamo, distendiamo completamente. Cerchiamo di tenere tutto il viso morbido, tutto il viso disteso. Sentire le sensazioni sottili sulla pelle del viso. Sentire che ci danno un senso di piacevolezza, di leggerezza, di distensione. Adesso portiamo le mani sotto la coscia, intrecciamo le mani sotto la coscia, solleviamo il ginocchio, cerchiamo di portarlo su bene verso l'alto, flettiamo la testa, incurviamo un po' le spalle, portiamo la fronte verso il ginocchio, senza forzare, dove arriviamo va bene. Teniamo un attimo la posizione, poi con calma ci risolleviamo, riportiamo la gamba, rilasso, mani intrecciate sotto l'altra coscia, inspiro, espirando sul ginocchio, giù la testa, fronte verso il ginocchio. Teniamo sempre le spalle lontane dalle orecchie. Poi sciogliamo, ritorniamo, lo facciamo ancora una volta, mani intrecciate sotto la gamba, inspiro, espirando sul ginocchio, giù la fronte. Rimaniamo un attimo, poi ritorno, rilasso, l'altra gamba, inspiro dentro il respiro, espiro lentamente sul ginocchio, giù la testa, fronte al ginocchio. E ritorno. E rilassiamo. Distendiamo. Adesso portiamo
Ancora le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti. Adesso disegniamo dei cerchi nell'aria, come se le mani scivolassero su un vetro. Lentamente. Ascoltiamo, sentiamo come le scapole si avvicinano, poi si allontanano. Sentiamo come i muscoli scivolano sulle ossa nell'altra direzione. Lenti movimenti. Con questi movimenti lenti lubrifichiamo le articolazioni delle spalle. Bene, rilassiamo ancora, spalle bene aperte. Adesso portiamo un braccio verso l'alto. Portiamo l'altra mano sotto l'ascella. Dentro il respiro allunghiamoci bene verso l'alto. Poi lentamente ci incliniamo sul lato opposto. Cerchiamo di spingere il braccio lontano. Respiriamo, prendiamo dei bei respiri profondi. Sentiamo il movimento del respiro sotto la nostra mano. Respiriamo sul palmo della nostra mano. Poi lentamente riportiamo il braccio verso l'alto. Sentiamo cosa succede sotto la nostra mano, sentiamo come si accorciano tutti i muscoli. Poi apriamo lateralmente il braccio in linea con la spalla. Fermiamoci un attimo così. Facciamo scendere il braccio. Sentiamo che i muscoli continuano a muoversi sotto la nostra mano. Ritornano nella loro posizione normale. E rilassiamo. Adesso sull'altro braccio, allungo bene verso l'alto, la mano opposta sotto l'ascella, inspiro dentro il respiro, allungo bene, espirando lentamente mi inclino sul lato opposto, sentiamo come si stirano, come si aprono i muscoli, la nostra mano ascolta, poi bei respiri profondi, la mano accoglie il respiro. Poi ritorno, continuiamo ad ascoltare con la mano. Sentiamo i muscoli che piano piano si accorciano, poi il braccio scende, giriamo il palmo della mano, facciamo scendere ancora il braccio, ascoltiamo sempre come si muovono i nostri muscoli e poi rilassiamo, distendiamo. Prendiamo dei bei respiri profondi. Adesso giriamo la testa da una spalla all'altra. Inspiro, espirando porto il mento verso la spalla, tenendo il mento parallelo al pavimento. Non facciamo questo, non facciamo questo. Poi ritorno al centro, inspiro. Espirando fuori il respiro, porto il mento all'altra spalla. Ritorno. Inspiro. Espiro, la testa gira. Torno al centro. E vado all'altra spalla. E ritorno. Bene, adesso rifacciamo quello che abbiamo fatto all'inizio, facciamo circolare l'energia, riempiamoci di energia, portiamo i pugni al torace, sono positivo, energico, entusiasta, tutti insieme sono positivo, energico, entusiasta, ancora sono positivo, energico, entusiasta. Sono positivo, energico, entusiasta. Bene, rilassiamo. E terminiamo creando ancora l'arcobaleno tutto intorno a noi. Portiamo le braccia verso l'alto con leggerezza. Adesso è un movimento
leggero, fluido, e espirando fuori il respiro creiamo ancora un arcobaleno luminoso, splendente, tutto intorno a noi, che ci tenga racchiusi, raccolti per tutta la nostra giornata in uno spazio di tranquillità, di serenità. Ancora sulle braccia inspirando, inspiro tutti i colori dell'arcobaleno, espirando giù le braccia, ma avvolgo in tutti i colori dell'arcobaleno. Mi avvolgo nella serenità, nella tranquillità e nella pace. Bene, la lezione è terminata, vi ringrazio tanto, vi auguro una buona giornata e vi abbraccio tutti.